Siamo nel dopo partita di San Donà Mogliano, derby veneto parecchio sentito, con il numero 8 del Mogliano, Gonzalo Padrò. È stata una partita che per 50 minuti è stata in sostanziale equilibrio, con il Mogliano che ha esercitato davvero una difesa spietata. Poi a un certo punto cosa è successo? La diga è crollata e il San Donà è volato via. Sì, guarda, abbiamo combattuto per 55 minuti, una grande difesa, dopodiché abbiamo iniziato a sbagliare un po' le touche, l'uno contro uno in bloccaggio, e lì loro hanno iniziato a rompere il gioco e poi è crollato un po' la squadra. È un campionato strano perché non ci sono retrocessioni, ma come vedi nel complesso l'andamento, il trend della tua squadra? Guarda, siamo partiti un po' non come volevamo, abbiamo perso le prime 5 partite, è un po' duro da spiegare perché veramente la squadra sta mettendo tutto e speriamo di migliorare, continuiamo sicuramente a allenarci, a provare a migliorare e speriamo meglio. Siamo con il numero 10 del Lafert San Donà, James Ambrosini. Senti, allora è stata una partita parecchio dura per 50 minuti, poi siete riusciti a trovare la chiave di volta e alla fine avete dilagato. Cos'è che ha fatto la differenza secondo te? Sicuramente la fisicità. Crediamoci molto nel nostro lavoro, in quello che facciamo in palestra con Serena. Sapevamo che i primi 40 minuti loro vengono fuori con tanta fame e tanta intensità perché settimana scorsa hanno perso male contro Reggio, no? Quindi sapevamo che vengono fuori, però crediamoci sempre che secondo tempo noi siamo più forti di tutte le altre squadre fisicamente, che aiuta molto mentalmente per noi e quindi è andato così il primo tempo, però abbiamo preso fiducia quando abbiamo segnato la prima meta nel secondo tempo e alla fine abbiamo preso un po' di confidenza, diciamo. Quindi, sì. Quindi secondo te quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati a inizio stagione e che verosimilmente potete centrare? Sì, sinceramente vogliamo andare su playoffs e questo è il nostro più grande obiettivo, di arrivare in finale. Quindi l'anno scorso era playoffs e purtroppo non siamo arrivati, ma sono sicuro che se continuiamo il nostro lavoro giorno dopo giorno arriviamo e sarà ancora più soddisfacente quest'anno perché è un bel gruppo. Grazie agli avanti oggi che hanno fatto un bel lavoro e veramente sono orgoglioso di far parte di questa squadra. E mi sento veramente a casa qua e gli obiettivi vorrei raggiungere io personalmente con i miei fratelli e tutto lo staff, quindi posso solo essere grato di essere qui. Grazie James. Grazie. Adesso dovresti guardare la telecamera e dire mi chiamano gladiatore, tipo Mi chiamano gladiatore.